Ecco la situazione meteorologica. Un impulso instabile di matrice atlantica ha portato correnti umide e miti sul bacino del Mediterraneo e sulla nostra regione un peggioramento delle condizioni meteo, in particolare sui settori di Levante. Migliora da domani, anche se rimarrà un regime variabile. Nel corso del pomeriggio piogge in intensificazione nelle aree dell'entroterra del Medio Levante e in locale estensione al genovese centro-orientale, piogge forti anche questa sera, intermittenti sul centro-ponente, nevicate a quota di alta montagna su Alpi Liguri e Marittime, rovesci anche a carattere temporalesco tra genovese orientale e Spezzino. Venti moderati da sud-ovest con locali rinforzi fino a forti in serata tramontana nel Savonese. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso, localmente agitato tra il tardo pomeriggio e la sera sulle coste del Levante. Temperature stazionarie in sensibile aumento nelle aree dell'entroterra in quota, massime tra 12 e 15 gradi. Per domani, mercoledì 11 febbraio, la Limete prevede precipitazioni a carattere di rovescio sui settori di Levante la notte e miglioramento con schiarite da ponente a Levante, quindi già dalla tarda mattinata i cieli ritorneranno sereni o poco nuvolosi sui versanti marittimi, parzialmente nuvolosi sui versanti padani. Dal tardo pomeriggio transito sull'imperiese di nuvolosità medio-alta in estensione serale ai restanti settori. Venti deboli al più moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, rotazione ai quadranti meridionali nel pomeriggio, con rinforzi serali di libeccio sullo Spezzino. Forti da ovest-sud-ovest al largo e quindi ne consegue mare generalmente agitato con onda lunga di libeccio. Le temperature saranno in aumento.